Ciao a tutti, come settimana passata ho disamici un giro sui della settimana, però settimana scorsa ho messo insieme alcuni santi di epoche diverse e importanti. Questa settimana, almeno in questi primi 5 giorni, prima del sabato e della domenica, è una sola questa figura, diciamo, del passato, che è quella di oggi, che è Santa Brigida, perché la settimana è stata contrassegnata da delle commemorazioni di fatti o di persone importanti. Abbiamo incominciato il 19 luglio con l'anniversario purtroppo della morte, dell'assassinio del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, cosa che ci fa ricordare ovviamente l'importanza della lotta contro la criminalità e il doveroso omaggio a queste persone che hanno lottato e che ci sono quelli che lottano tuttora. E poi c'è stato il ricordo tra il 20 e il 21 dei fatti, diciamo, salienti del G8 di Genova del 2001, in cui purtroppo ci fu anche un morto, e poi ci furono gli avvenimenti della scuola Diaz, tutti avvenimenti documentati da servizi giornalistici, da reportage, da filmati, da documentari, anche da film, che ci inducono, anzi direi ci obbligano a una conoscenza sempre più puntuale e precisa di quello che è avvenuto nella nostra epoca. E contestualmente poi ieri il 22 c'era anche nello stesso anno la scomparsa di Indro Montanelli, che come giornalista riconosco ovviamente come un grande maestro, persona dalla vita molto ricca, se vogliamo anche travagliata, con tante sfaccettature. Tanti gli hanno anche rimproverato alcune scelte che possono essere discutibili, certo, basta leggere la sua biografia, andate su internet e trovate tutto. Io direi che oltre al fatto che è stato appunto un grande giornalista, tutti glielo riconoscono, ci mancherebbe altro, una voce sicuramente libera, uno che diceva quel che aveva sulla bocca, aveva no peni sulla lingua, o anche sulla penna, evidentemente. Certo che può aver fatto delle scelte che per molti sono discutibili. Credo che sia uno che ha avuto il coraggio anche di riconoscere gli errori che aveva fatto e quindi di cambiare anche opinione, e questo è dimostrazione di intelligenza. Tutto questo, diciamo, in questa settimana appunto così ricca di avvenimenti della storia contemporanea, quindi di cose avvenute molto vicino a noi, concludiamo con la figura di oggi, appunto Santa Brigida di Svezia, compatrona d'Europa insieme ad altri santi, a Benedetto, ma anche altri santi. Una delle sante forse magari da noi un po' meno conosciute, non conosciutissima, diciamo, è patrona della Svezia, canonizzata già pochi anni dopo la sua morte, nel XIV secolo. Lei visse all'interno appunto di questo secolo, che racchiude le scelte che può fare una persona nella sua vita. Questa donna, allora di origini nobili, insomma di famiglia benestante, aristocratica, come usava allora, andava sposa abbastanza giovane, e lei si sposò ed ebbe 8 figli, quindi fu moglie, fu madre, poi rimase vedova e quindi si dedicò a una vita di carità, anche di contemplazione, ebbe anche delle esperienze mistiche, quindi veramente una figura molto interessante che sarebbe bene approfondire. Anche io stesso mi piacerebbe approfondire un po' di più, ne ho letto alcune cose, ve la consiglio perché appunto è una donna che in un'epoca in cui noi pensiamo che le donne
avevano un ruolo subordinato, eccetera. In realtà questa è stata una persona che ha avuto una grande personalità, che l'ha espressa in tutte le forme della sua vita. E quindi l'ennesimo esempio in cui dopo 5, 6, 7, 800 anni una persona ci dice ancora delle cose molto interessanti, e mettendole insieme con quello di cui parlavamo prima, chissà mai che ci aiuti anche a valutare in maniera più razionale, più serena. Ecco perché metà chi anche al programma che fa l'età della raison, quindi cercando di usare il più possibile la nostra ragione e ragionevolezza affinché possiamo fare del nostro meglio, certo sempre con i nostri limiti, però direi che Santa Brigida può essere un interessante esempio per donne e anche per uomini, ci mancherebbe altro. Grazie e saluti a tutti, ciao ciao!